Si tratterà di qualche decina di unità al momento, che troveranno sicuramente una primissima accoglienza nella caserma Serena, ecco, una porzione della caserma a ciò destinata, e poi successivamente una seconda accoglienza in altre strutture. Saranno 2 gli step dell'accoglienza nella Marca trevigiana e in questa fase si parla di numeri ridotti, al massimo una decina o poco più. D'altronde nel pomeriggio la riunione delle prefetture coordinate dal veneziano Vittorio Zappalorto ha confermato un numero di 87 profughi afghani per tutto il Veneto da qui alla fine di agosto. Resta il fatto che l'emergenza umanitaria in corso è ancora tutta da decifrare e verosimilmente i numeri sono destinati a crescere in vista dell'autunno. Un tavolo in prefettura a Treviso è previsto per martedì prossimo. In cui convocheremo alcuni sindaci, sicuramente in primis il sindaco di Treviso e gli altri sindaci che hanno, diciamo, strutture delle SAI, che sarebbe Servizio Accoglienza e Integrazione, dove queste persone poi in una fase di seconda accoglienza dovrebbero trovare collocazione, Assindustria, Caris Tarvisina e eventualmente altri enti che avessero dato disponibilità per delle strutture. E in questi giorni si fanno avanti anche singoli cittadini che di fronte all'incubo talebano vogliono fare qualcosa. È arrivata qualche mail di appunto, disponibilità anche ad accogliere prevalentemente, almeno delle poche mail, parliamo comunque di pochissime mail, di bambini o comunque ragazzi in tenera età. Tutte disponibilità che saranno verificate, come quella che arriva dalla cooperativa sociale Hilal. Noi abbiamo subito risposto riguardo al problema e siamo dato una disponibilità di una ventina di posti. Significa 4 appartamenti per 4 famiglie. Famiglie che saranno aiutate nel percorso di integrazione. Noi possiamo attivare un corso di lingua, sostegno psicologico, e l'integrazione attraverso anche i figli nel mondo della scuola. Questo è l'impegno della cooperativa Hilal, presente a Treviso dal 99, realtà che ha fatto spesso da ponte con il mondo islamico e che oggi condanna senza se e senza ma il regime talebano. Grande rigidità che non c'entra con l'Islam, grandi spacciatori di droga, l'eroina per il numero che vendono, i soldi che vendono, e quindi ha messo l'Islam nell'imbarazzo. Per noi l'Islam è pace.